Caro Ivo Gallo, Caro Lele Marcassa, sei pronto? prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura Un nuovo viaggio! tra paesaggi straordinari. Natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi! Inizia la Racola. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa! sei contento? Contentissimo! Ma su quale scoglio mi hai portato? Siamo lungo il litorale di Eraclea Mare, dove si staglia questa famosissima pineta lussureggiante. E cosa andremo a vedere? Beh, scopriremo 3 realtà produttive uniche nell'agroalimentare di questa regione, poi cercheremo di raccontare la storia dell'antica Civitas Nova eracleiana e poi forse compieremo un bel viaggio in bicicletta Forse. tra Ce natura, la facciamo. mare e tantissime emozioni. Bene, andiamo? Andiamo, via. Scogliamo? Via, via. Mi piace essere qua in questo momento. Attorno a me c'è questa bellissima natura, le dune di questo lido adriatico e di fronte a me il mare. E devo dire che la cosa che mi colpisce su tutte è che questo è un luogo fondativo, parlo di Eraclea in genere. Avremo anche modo di parlarne in maniera più specifica della grande città post-imperiale. Pensate che Eraclea sino al 4 novembre del 1950 si chiamò Grisolera, nel dialetto veneziano Grisoera. Questo derivava dalla forte presenza dei canneti palustri. Dobbiamo ricordarci che quasi tutto l'entroterra era occupato da acquitrini, quindi zone anfibie non facilmente abitabili, e crescevano queste canne con la punta di color grigio, da qua il nome Grisolera. Peraltro divenne anche una sorta di distretto importante perché con queste canne si producevano i controsoffitti per i palazzi veneziani e anche quello che oggi chiamiamo cartongesso. Beh, un tempo lo si faceva con le grisioe. Poi ci fu un periodo importante, intanto viene Eraclea citata già nel 77 d.C., riferendosi a quella zona che attualmente è occupata dalla frazione di Brianne. Di quel luogo Plinio il Vecchio parlava di Portus Liquentiae, quindi la zona naturale dove il fiume Livenza gettava le proprie acque sul mare Adriatico. Quindi insomma fu abitata già in epoca romana, poi ci fu il grande momento di Eraclea, poi Civitas Nova e poi purtroppo fra le varie vicende negative un terribile alluvione del XII secolo impaludì completamente le terre circostanti al capoluogo e qui ci fu un momento di abbandono, di grosse difficoltà. Inizia ad essere ripopolata quest'area a partire dal XVII secolo. Dopodiché iniziano le bonifiche private nell'Ottocento e si inizia a ridare vivicità a questa terra.
È accaduto poi che con la rotta di Caporetto, quindi durante la prima guerra mondiale, l'esercito che ripiegava italiano distrusse argini e ponti di quella parte di bonifica appena fatta, quindi tutto tornò di nuovo sott'acqua e sotto forma di palude. Grazie al grande lavoro lungimirante di alcune famiglie, come ad esempio i Pasti, i Gaggia, ma soprattutto poi grazie al consorzio di bonifica del Veneto orientale e alla grande idea della bonifica integrale di Silvio Trentin, riparte la vita di questa grande comunità divisa tra il centro di Eraclea e questa meravigliosa Eraclea Mare. Bello qua però, Sì, come piace a me, Carol, immersi nel verde. Sì, poi tutti questi bungalow che sembrano dei piccoli casoni da pesca, no? Infatti, bello. Dove lavora Paolo. Paolo Ungara, Sì. suona con me. Sì. E siamo a pochi passi dalla laguna del Mort, immersi nella pineta di Eraclea. Sì, il futuro dell'idea di Pasti, perché veramente è stato un lungimirante. Sì, ha piantato quanti? Migliaia. Migliaia. Chi dice 2006, chi dice 3005, ma molti di più probabilmente. Proprio i pinoli uno a uno, e c'era, pensa, 2 persone addette con carrettino e pony che tutto l'anno si dedicavano alla pulizia di queste piantine che man mano crescevano. Della manutenzione. Manutenzione, sì, meticolosa, e che ha creato questo. Veramente bello, perché poi noi che siamo cresciuti anche a pochi chilometri da qua, in realtà non è che la viviamo veramente, ma adesso che la stiamo vedendo mi viene voglia di, come dire, di utilizzare questo luogo magari con la prossima stagione, viverlo forse un po' di più, come mai non ho fatto. E lui ha piantato Pasti insieme anche ai Conti Gaggia. Questi pini, che tipo di pini sono? Sì, qua ti devo... sono marittimi. Devo fare una precisazione. Esatto, tutti pensano che siano pini marittimi, i pinasteri, in realtà no, sono pini domestici, pini pinea. E a tal caso, perché sembrano uguali, ma per distinguerli, a parte la crescita dei rami, vedi, i rami qui crescono con angolo acuto, invece nel pino marittimo crescono in maniera orizzontale. Un'altra caratteristica e metodo per riconoscere è strofinare gli aghi. Tu adesso mi dovrai aiutare. Strofina e annusa. L'odore deve essere da pinolo. Bravo. Il pesto. Bravo, vuol dire che sono proprio pini domestici. Nell'altro caso, dei pini marittimi, l'odore sarebbe stato un po' più acerbo, acido. Perché poi questi tengono bene l'acqua salata. Sì, ma proprio la pianta quasi ama il salso. E la lungimiranza dei Pasti, come si chiama? La radicale, come si dice? L'apparata radicale, esatto, che tiene ferme queste dune di sabbia e quindi con le radici crea una barriera per le mareggiate. Sì, il vento, ma soprattutto per le mareggiate, che in caso sarebbero giunte fino ai campi, quindi rovinando per 2 o 3 anni le coltivazioni. Peraltro poi qui nasce Eraclea Mare, ma adesso lo sentiremo anche dalle vive parole di Natale. Il super esperto. Uno dei pionieri del turismo di Eraclea Mare. Peraltro la via principale di adesso di Eraclea Mare è via D'Ancalia. Ah sì, bravo, perché infatti ho notato che tutte le vie hanno nomi di alberi. Qua siamo in via dei Pini, c'è via Larice, via Tamerici. E poi c'è D'Ancaglio, ma perché D'Ancaglio? Cos'è? Che è il nome di una donna? Di una ricetta. In realtà è una regione dell'Africa orientale. Questa grande amicizia di Pasti con uno dei ricercatori, pensa, dell'Agostini, quelli che andavano a ricercare a livello geografico e scientifico, in realtà aveva rapporti con il governo, ma in onore di questo suo grande amico coetaneo decise di dedicare questa via principale di Eraclea proprio a questo legame con l'Africa. Questa regione dell'Africa. Ricordiamo che tutto questo nasce tra gli anni 20 e 30, quindi siamo ancora in quel periodo storico molto 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 riconoscibile. E adesso è rimasta
una sorta di foresta gestita con questi pini in cui il turista si sente assolutamente a suo agio. Yes. Divertente togliere gli aghi. Adesso andiamo dalla Fagiana. Andiamo. In bici? Sì. Se la faremo. Vai. Ci troviamo nel cuore di Eraclea Mare, dove Eraclea Mare nasce. All'epoca non si chiamava Eraclea Mare, si chiamava Marina Santa Croce. Era il nome della foce del confine di Eraclea Mare, la foce del Livenza, che era identificata nelle carte nautiche appunto come Marina Santa Croce. Qui, grazie all'intuizione di un grande uomo, che lo possiamo tranquillamente definire il fondatore di Eraclea Mare, nasce questa pineta che quest'uomo, per proteggere il territorio, ma era un uomo amante della natura anche, andando a Ravenna a reperire i pinoli della pineta di Ravenna, ha piantato questa pineta. E qui nasce il primo ristorante. Adesso vedete un moderno residence, ma lì c'era il vecchio ristorante sotto al pino. Era un'opera d'arte naturale, fatta con prodotti naturali, legno e canne palustri. Stiamo parlando di fine anni 50, primi 60, quando appunto nascevano le prime costruzioni. In questa stradina qua avevamo il supermercato, il bar, l'ambulatorio medico, tutti quei servizi indispensabili per una attività turistica. Chi viene qua viene per gustare, godere la natura. Come usava dire a volte i pasti Marco Aurelio, questa persona, la bellezza salverà il mondo. Era una frase estrapolata, per la verità, da un noto scrittore russo, però è la verità. Dobbiamo cercare le cose belle, quelle che non riesci a trovare una critica negativa, perché cosa possiamo dire di negativo a queste opere della natura, che sono questi pini, che sono qui da un secolo, non è un'opera industriale fatta con una macchina moderna telecomandata o computerizzata. Sono stati piantati pinolo per pinolo, uno alla volta, e il resto lo ha fatto madre natura. Che bello qui, eh? Ti ho portato qua proprio per farti capire com'era l'area in cui siamo. Qua siamo a Eraclea, prima delle grandi bonifiche. È proprio il modo in cui verteva tutto il nostro territorio, dunque acqua, palude, canneto. Ed è proprio per opera di questi grandi ingegneri dell'epoca, i nostri parenti, che era la famiglia Romiati, che decisero di bonificare e strappare proprio dalle acque questo terreno e renderlo fertile. E così hanno fatto. E così hanno fatto, con grande dispendio di costi e di energie. Tieni presente che qua siamo sotto 1,5 metri al medio mare, e nel 95, in questo preciso anno, era all'epoca, si era appena insediato da poco il direttore, che è Eugenio Conte,
e aveva preso in eredità dal precedente direttore, che invece veniva da Ferrara. Il papà, che ci vedeva a lungo, ha detto: guarda, portiamo a casa un'azienda che era di famiglia, c'è una produzione di riso Unica. che era unica nel suo genere, abbiamo un direttore che è validissimo, abbiamo fatto bingo. È un'azienda che poi ci ha visto in maniera davvero lungimirante, e qui si fa anche quello che viene definito il turismo rurale, chiamiamolo così. Sai Lele, per me è stato il mio primo, non proprio primo perché avevo iniziato in un'altra azienda, ma con il papà o mio padre abbiamo iniziato assieme, lui mi ha seguito per i primi anni, dopo purtroppo è mai venuto a mancare, dunque io me la sono tirata su letteralmente dallo zero, partendo facendomi conoscere proprio su tutto il litorale, che nessuno conosceva, e ancora oggi troviamo persone che si rimangono allibite quando vengono qua e dicono: ma come il riso qua nelle nostre zone? Eppure vedi che il connubio proprio evidentemente tra l'acqua salmastra e l'aria che spira sempre dal mare crea questo microclima particolare per avere un prodotto eccezionale. Allora adesso tu entri nei panni di tuo papà, io entro per un attimo nei panni di Romiati, camminiamo lungo quest'argine e pensiamo a come bonificare e rende florida questa terra. Va bene, andiamo. Alberto ci ha già raccontato delle origini di questa azienda, che oserei chiamare ecosistema. Qua sono con Michele, che è il figlio del custode della tenuta, giusto? Sì, però sei operativo. Assolutamente. Operativo, cosa fai? E soprattutto raccontaci della cura maniacale, della ricerca del prodotto di qualità. La qualità parte dalla ricerca della giusta varietà. Ci siamo specializzati su Carnaroli, ma principalmente Carnaroli classico. Perché? Il Carnaroli classico è una varietà, diciamo, un po' più antica, risale agli anni 50, è una varietà che diventa molto alta, che quando ci sono giornate ventose, soprattutto adesso che è quasi pronto, rischia di sbandarsi e cadere, quindi è un po' più difficile da coltivare, ma la composizione dell'amido, che è perfetta per intrappolare durante la cottura del risotto gli aromi, i gusti, i sapori che arrivano dal brodo, dagli ingredienti che si mettono insieme. Quindi già dalla selezione del seme si parte poi a cercare il perfetto risotto. Fornite dall'Università di Padova abbiamo 6 centraline meteo che riescono a misurare esattamente l'evapotraspirazione fatta dalla pianta durante la fotosintesi. È qualcosa di molto tecnologico che mi serve per capire alla fine quanta acqua io utilizzo per poter produrre una tonnellata di riso. Noi il 50% della produzione quasi ancora lo vendiamo qui in spazio aziendale, quindi siamo sempre stati in contatto col cliente. Quando io mi sono inserito in azienda ho detto: è un peccato che il nostro cliente non possa anche visitare la tenuta, perché come vedi è tenuta come un giardino. Alberto c'ha sempre la tenuta è tenuta. Esatto. Alberto c'ha sempre ha avuto un occhio di riguardo su quello che era l'ambiente, l'ecosistema, quindi il laghetto, i boschi, le siepi che sono qua creano un habitat e un paesaggio che è stupendo. Infatti. Quindi ci siamo attivati come fattoria didattica, facciamo dei bike tour durante l'estate per far vivere l'azienda, con poi degustazione con le nostre birre, i nostri prodotti, dove poter anche fare un po' di aperitivo in risaia per godersi la natura qua della tenuta. Ottimo, hai parlato di aperitivo, di risotto, eccetera eccetera. Bellissimo tutto, bello questo pianeta realmente, sembra un pianeta, sembra di essere in un film. Ma mi hai scatenato un po' di appetito. Guarda, anch'io sinceramente. Io direi andiamo a assaggiare. Andiamo da Luca allora che ci sta aspettando. Andiamo da Luca. Andiamo a mangiare.
piacere ritrovarti, Sempre non nel tuo habitat consueto quotidiano, ma in mezzo alla campagna. sì, soprattutto dietro di noi c'è la risaia, quindi il luogo migliore per produrre questa prelibatezza che stai mantecando. Questo è il Carnaroli della Fagiana. E cosa hai combinato dentro qua, Luca? Qui, visto il periodo, abbiamo fatto un risotto con zucca e rosmarino e niente, abbiamo tostato il riso alla Fagiana naturalmente, e assieme un po' di rosmarino. Abbiamo continuato la cottura con la zucca, una crema di zucca che abbiamo preparato prima, e con del brodo vegetale. A fine cottura abbiamo mantecato con del burro e del parmigiano. E quindi tu, fedele alla tradizione delle terre in cui sei nato, le terre di bonifica al Piave, produci questi, diciamo, percorsi gastronomici davvero straordinari. C'è qualcosa che oltre al riso che ti piace preparare, Luca? Tutti i prodotti che seguono la stagionalità, quindi in ogni periodo abbiamo dei prodotti straordinari, quindi in cucina ci si può divertire. Bene, siamo quasi arrivati alla fine, fra un po' impiatterai. E Risotto, degustiamo. zucca, rosmarino, mantecato con il parmigiano, mi pare di aver capito, Sì. e il burro. E il burro. Allora, Luca, io ti ringrazio per la tua infinita disponibilità di essere qua con noi quest'oggi. Grazie a voi, è stato un piacere. Adesso tu hai preparato, l'hai menato, lo stai per servire. Mantecato, adesso lo serviamo. Fra un po' lo assaggiamo e noi dopo questa prelibatezza facciamo una piccola pausa e torniamo fra pochissimo. Evviva! In questa bellissima giornata c'è questo riflesso meraviglioso della laguna del Mort. Direte, dove siamo e perché questo nome? Di sicuro è una laguna, significa che è un bacino di acqua salmastra che comunica direttamente con il mare Adriatico, un po' in piccolo ciò che accade con la laguna di Venezia. E com'è nata questa laguna? Innanzitutto è molto recente. Dovete pensare che esiste dal 5 ottobre del 1935. Cos'è accaduto? Il Piave sfociava nel luogo in cui mi trovo io in questo momento. Una grandissima e devastante alluvione in quell'autunno cambiò il corso finale del fiume. Sostanzialmente bloccò con gli ammassi di sabbia alluvionali il suo corso, perché lui correva dritto dalle montagne verso l'Adriatico, e poi a 300 metri dal litorale veneto c'era una grande curva a gomito e l'acqua arrivava qua. Con questa grande alluvione appunto si sbarrò il percorso e decise di regalare le acque dove ancora oggi esiste la foce del fiume Piave, quindi a Cortellazzo. Ciò che è rimasto dopo questo evento meteorologico, direi drammatico, è ciò che vediamo oggi. Quindi è bello pensare come la natura cambi completamente anche i nostri destini. Noi siamo legati a ciò che accade alla laguna, ai fiumi, ai torrenti, e mai come in questi anni tutto ciò è verificabile con, ahimè, il cambiamento climatico. Quindi la natura ha deciso di regalarci a un certo punto questa laguna, però dopo un evento climatico e idrogeologico davvero imponente, davvero duro. Quindi questa laguna esiste dagli anni 30 e davanti a me oggi c'è una bellissima darsena, una delle poche darsene venete che si affaccia direttamente al mare Adriatico. È gestita da Mariclea, ci sono circa 200 imbarcazioni e la possibilità anche di imparare ad andare con la barca a vela, quindi c'è una scuola importante, un luogo dedicato allo sport e al turismo che
guarda a questa laguna che ci ricorda appunto la storia di questi lidi sabbiosi e guarda il mare Adriatico. Noi siamo qui a godere di questo spettacolo che appunto esiste da poco tempo, lo guardiamo con ammirazione, rispettiamo la natura perché qui c'è un serbatoio florofaunistico davvero eccezionale in questi 125 ettari di acqua che unisce il lido sabbioso di Eraclea e di Jesolo al mare Adriatico. Ho lasciato scappar via l'amore, l'ho incontrato dopo poche ore, è tornato senza mai un lamento, è cambiato come cambia il vento d'estate. Io vado al mare, voi che fate? Non m'aspettate, forse mi perdo. Ho lasciato scappar via l'amore, l'ho incontrato dopo poche ore, è tornato senza mai un lamento, è cambiato come cambia il vento. Benvenuti ad Eraclea. Come Confcommercio abbiamo voluto anche noi dare un piccolo contributo a questo territorio legandoci un po' alla sua tradizione e alla sua storia. Abbiamo deciso di ideare prima e realizzare poi un circuito ciclopedonale che attraversa diversi chilometri del territorio e che si snoda attraverso questa splendida pineta per dopo proseguire costeggiando la laguna del Mort e poi costeggiando il canale Revedoli per dopo rientrare verso il centro abitato, sempre in un circuito protetto, quindi distante dal traffico e comunque salvaguardando quella che è la tutela di chi pedala o decide di percorrere a piedi questo percorso. Un circuito che a nostro avviso ha una doppia valenza. La prima è quella di promuovere un turismo più lento, più green, se vogliamo utilizzare un termine molto abusato in questo periodo, e che permette quindi di sfruttare appieno quelle che sono le peculiarità insite in questo posto, nato proprio per fare in modo che i cittadini possano usufruire della natura così come la vedete oggi. Siamo all'interno di un'area protetta da Natura 2000, quindi il fruitore di queste aree deve essere assolutamente cosciente del territorio che si troverà davanti, deve essere informato e quindi questo progetto va proprio in questa direzione. Un turismo lento, green, informato e soprattutto che dia la possibilità a chi vuole fare attività all'aria aperta e anche sport di poterlo fare in un ambiente quasi unico e senza dover per forza essere isolato e recintato. Quindi vi aspettiamo a Eraclea, venite a trovarci, come potete vedere vi aspetta un ambiente ancora intatto e la possibilità di passare del tempo libero all'aria aperta. Sto guardando questa pineta meravigliosa che stiamo imparando a scoprire e devo dire che la sensazione che ho in questi giorni è quella della fondazione. In che senso direte? Questo luogo del Veneto
sostanzialmente ha creato quella che poi diventerà la città di Venezia, quindi la Serenissima Repubblica, durata per oltre 1000 anni, dominando i mari, ma poi anche con lo stato da terra tutta la parte che oggi è riconosciuta nei confini del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e parte della Lombardia. Cosa succede? Succede che in questo luogo che è alle mie spalle, così lussureggiante, all'inizio dell'avventura di Eraclea si pensò, attraverso le idee illuminate della famiglia Pasti e di molti altri investitori, gente che ha comunque pensato di costruire un primo insediamento turistico, direi. In quegli anni in cui partiva il turismo come grande attività di business che ha evidentemente arricchito molte famiglie, ma molte comunità, ci fu il primo tentativo. Adesso i tempi sono cambiati, l'idea di ognuno di noi è cambiata e quindi a pochi passi da quella che è questa laguna, che è un'oasi naturalistica eccezionale, vicini a questa darsena che ha superato i 50 anni di esistenza, sta per nascere un villaggio turistico che riprende proprio il nome del primo campeggio che venne costruito e venne ufficializzato in questo litorale, che è Santa Croce. Una famiglia di investitori, un gruppo importante che è leader mondiale nella costruzione di macchine per il riutilizzo dei rifiuti. L'idea di riutilizzare, di riconquistare, di rifondare sta permettendo la creazione di un villaggio che sarà ecocompatibile, che rispetterà la natura che è già esistente, che sarà amico della sostenibilità attraverso la costruzione di 126 edifici mobili in legno con un'area bambini, aree ristoro e ovviamente tutto quello che riguarda il relax delle persone che verranno finalmente ad Eraclea a godersi questa natura meravigliosa, a osservare questa laguna incontaminata e a rivivere parte della propria esistenza all'insegna del rispetto di ciò che l'uomo ha creato, in simbiosi con quello che la natura ha messo a disposizione in questi anni. Quindi l'idea che si investa oggi in questa pineta, mantenendola così come essa è stata creata, credo sia un'idea sulla carta vincente, ma il progetto che partirà proprio qui dove siamo noi potrebbe essere un volano economico, sposando un turismo rispettoso evidentemente, ma soprattutto un luogo dove le genti, sperando che apprezzino tutta questa grande bellezza, siano amiche di questa terra che ci sta regalando una nuova nascita, quindi una rinascita. Un po' come Venezia è nata qui, ora il turismo riparte proprio a contatto con questo verde che ci stringe la mano e ci rende davvero vicini a un'idea nuova di vita serena, familiare, a contatto con la natura. È un piacere ritrovarti, Alessandro. Non dirlo a me, sono passati tanti anni che non ci vediamo più. Insomma, tu sei leader in quest'area per questa produzione pazzesca legata al noceto. Abbiamo la tua produzione di noci, che ricordiamo Che è di Lara, Chandler e Tulare, perché abbiamo messo giù anche varietà diverse, proprio per implementare di più la capacità di conoscenza del prodotto. Per cui e abbiamo messo giù anche delle noci pecan. Ma quello che colpisce la mia attenzione oggi è cosa c'è alle nostre spalle. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Io ho bisogno dei colori, dei fiori, della natura e attraverso queste piante qua possiamo vedere la differenza cromatica che ci possono essere
e che la natura ci offre. Questo era un po' il senso. L'ho messo davanti alla strada proprio perché capissero, passando uno potesse vedere una macchia di colore importante. E poi le api che girano, vero? Tante. Abbiamo fatto anche quest'anno il progetto con il miele, proprio perché abbiamo messo giù queste varietà diverse. Sono sia una parte autoctona che una parte francese, perché loro sono molto bravi nella scelta delle sementi, e abbiamo messo giù le api. Hai provato a fare degli eventi molto semplici ma molto importanti. Cosa è successo quest'estate? Che siccome io credo molto nella socialità e nel stare insieme, facendo sì che ci siano delle panche dove tutti siamo seduti sulla stessa panca e che ci guardiamo in faccia. E la socialità è nel mangiare, nel apprezzare, nel conoscere, nel colloquiare, condividere questo momento. Ascoltando magari un bel pezzo musicale. Abbiamo fatto delle belle serate e c'erano i ragazzi, i bambini e coi cani. E ho notato dalla prima sera che chi veniva qua non ha mai acceso il telefonino. È stato un momento, e tutte le serate controllavo quello, non tanto che si fossero divertiti, perché se hai il telefonino in mano vuol dire che nella tua vita le cose devi distrarti. Invece qua eri concentrato sullo stare in compagnia e di ascoltare la musica. Perfetto. Se sei d'accordo, troviamo Ivo Gallo, ci beviamo un goccio di liquore fatto con le tue noci e andiamo a casa contenti? Non vedo l'ora. Andiamo a cercarlo. Andiamo. Caro Alessandro, brindiamo con un liquore a base di noci, vero? Sì, questo nocino noi raccogliamo le noci al 29 di giugno, che è la fase in cui comincia a lignificare il frutto, e poi va infuso dentro la grappa per un paio di mesi e con un po' di zucchero. Le ha raccolte lui le noci? Sì, non è il 29 di giugno, però è stato emozionante lo stesso. Brindiamo con Alessandro? Vai. Grazie. Alla vostra. Grazie di tutto. A voi. Viva! Sono realmente felice di condividere questo momento con Paolo, perché Paolo, grande amico storico, ma soprattutto con lui ho condiviso moltissimi momenti sul palco, perché è bravissimo batterista, e quindi momenti belli, momenti brutti, fatiche, gioie e dolori del palco. Ma siamo qui in un'altra veste, non da musicisti, ma da, diciamo, ristoratori, perché Paolo... Dovete sapere che qui a Eraclea ha questo ristorante, che è Ristorante 33 da Gianni, perché il suo caro papà nel 1970 aprì proprio qui, a Eraclea Mare. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere il suo caro papà, ma come mai lo ha chiamato Ristorante 33 quella volta? Questa è una delle strutture più storiche di Eraclea Mare. Questo villaggio in cui noi risiediamo, dentro la pineta di Eraclea Mare, è uno dei villaggi storici. È stato creato dalla famiglia Pasti, dal cavalier Pasti, dove lui, costruendo 33 bungalow, ha chiamato il villaggio 33 e di conseguenza ha dato il nome al ristorante 33 a metà degli anni 60. Dal 70 poi la gestione è data in mano a mio padre, che con gioia oggi di famiglia portiamo avanti ancora la tradizione. Qui c'è la mamma Nadia che ti dà, che è ancora qui presente, e anche lo storico cuoco Cristian, anche qui da 40 anni che lavora con noi. Non dimentichiamo che c'è anche come la chiamo io, la tua amorosetta, la Valentina. Che vedo all'orizzonte, perché ci sta portando qualcosa, perché abbiamo parlato di
pasti di pini, eccetera, eccetera, ma parliamo di altri tipi di pasti. Ma anche le nostre ricette sono tradizionali e storiche. Essendo noi un locale storico del Veneto, riconosciuto dalla regione Veneto, portiamo avanti una cucina tradizionale. Come questo piatto, quest'opera d'arte. Che è uno spaghetto con scampi e carciofi. Una delle ricette di mio papà, di Gianni, e portiamo avanti sempre con lo stesso metodo da 54 anni. Voi fate tutto espresso, infatti. Tutto espresso, tutto da zero, non abbiamo niente di precotto, quindi partiamo dalla base della materia prima naturale e da lì componiamo il piatto. Quindi che siano i primi di pesce piuttosto che gli antipasti di pesce o la griglia, noi siamo molto forti nella griglia di pesce, partiamo tutto dalla base pura. Quest'opera d'arte, non vedo l'ora di mangiarla, ma diamo un nome. Beh, possiamo dare solo un nome. Rock è un piatto da esempio. Sì, giusto, il nome di una canzone potrebbe essere Rock and Roll delle Zeppelin. Bravissimo, infatti è la canzone con la quale aprivamo i nostri concerti degli Idea Bendata assieme a Giorgino e Ale, che salutiamo. Quindi facciamo un bel brindisi. Solo puro rock. Prodiere, Renzo. Infatti stiamo fluitando su che tipo di corso d'acqua? Questo è il canale Revedoli, è un canale molto importante per la bonifica perché raccoglie le acque dove arriviamo ora, c'è un'idrovora e questo sostanzialmente scolma, scarica le acque sulla foce del Piave, perché se noi lo facessimo in senso contrario arriveremo a ridosso della foce del Piave. Noi siamo a Torre di Fine, che è una località di Eraclea. Quando eravamo bambini, Esatto, mi si ricordo. diceva vado al mare a Torre di Fine. È vero. Invece adesso si chiama Eraclea Mare, la località balneare, però una volta c'era questo uso linguistico. La torre, va. Intanto Renzo, grazie del passaggio, figurati in acqua. Renzo è un grande pescatore, un pescatore da fiume, no? Da fiume, esatto. Più che altro. Anche perché qua i canali e i fiumi hanno acqua salmastra. Sì, esatto. Inizialmente sì. Prima siamo passati, esatto, vicino. Sì. Peraltro abbiamo notato questa piccola chiesa, un oratorio, che è stato costruito dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo i bombardamenti. Segnava proprio il confine tra l'Italia e l'impero austro-ungarico. E ci sono queste due statue, di cui una è mozzata, che in realtà sono antiche, sono statue del 400, che erano conservate in un convento, non si sa bene dove, ma comunque in queste aree. E quando venne costruita la chiesa di Revedoli, siamo sul finire del 1800, le statue vennero poste in questa chiesa. Poi, appunto, come dicevo, ci fu il bombardamento e sul luogo più antico luogo religioso venne costruito questo oratorio di preghiera. Ecco, per dire che anche a Torre di Fine c'è qualcosa di antico, c'è la traccia di una storia andata. Ma torniamo alle acque. Sì. Cosa si pesca qua? Ma di solito dipende, se sei qua vicino vai a Cefali, se vai fuori vai a Branzini, a Orate, si pesca un po' di tutto. Io in mare non ci vado, quindi fino lì arrivo. Infatti, Tu arrivi sul Piave però? Sì, sul Piave e anche su Livenza, lì a Porto Santa Margherita. Quindi questo canale unisce i due fiumi? Sì. Il Livenza e il Piave. Che peraltro farebbe parte di quella famosa litoranea veneta, se ne parla da tanti anni, che potrebbe essere davvero qualcosa di innovativo, però pescando dal passato, cioè utilizzando la rete dei canali già esistenti si può andare da Trieste fino alla foce del Po praticamente, quindi quasi sarebbe qualcosa di straordinario. Sì. Bene, noi ringraziamo Renzo. Super Renzo. Grazie. Il nostro viaggio continua. Mi trovo
nel luogo dove nasce Venezia. Ma cosa stai dicendo, Lele? Siamo nel comune di Eraclea, al confine con Sandona di Piave, e qui un tempo c'era una città, Civitas Nova Eracleiana, che nasceva sulle ceneri dell'antica Eraclia, fondata dagli esuli o pitergini, che scapparono e ripararono verso le lagune dopo l'arrivo dei Longobardi. Ebbene, Angelo Partecipazio, il 10° doge di Venezia, nasceva in questi luoghi. Qui costruì la sua dimora, attorno alla quale nacquero palazzi e soprattutto una cattedrale importante, quella di San Pietro con il battistero. È sparito tutto. Perché? Perché le continue lotte tra filo-bizantini e filo-franchi distrussero Eraclea. Poi, mancando di forti difese, le incursioni erano molto frequenti. Per esempio quella degli Ungari del 900 d.C. A questo punto tutta quest'area passa sotto il governo del vescovo di Belluno, per ritornare poi imperiale grazie a Ottone III, il quale decide di costruire delle torri difensive di avvistamento. Ricordiamo Torre da Fin, che oggi è una frazione di Eraclea, oppure Torre di Caigo, che è ancora esistente, tra Sandonà e Jesolo. Ciò non bastò, perché una disastrosa alluvione del 1110 cancellò gran parte di questa città. Rimasero i resti della cattedrale del battistero, poi definitivamente scomparsi per continue alluvioni, disastri idrogeologici. Arando questi campi, gli agricoltori hanno continuamente riscoperto resti di questa grande città, che oggi possiamo vedere al Museo di Oderzo o al Museo della Bonifica di Sandona di Piave. Quindi dove siamo noi? Nasceva il dogado veneziano, e per noi è un vanto, perché in questo luogo che oggi è immerso nella campagna, nel cuore della bonifica veneta, lungo l'antico corso di Livenza, oggi canale Brian, è nata la Serenissima Repubblica di Venezia e forse anche il Veneto. Contento di essere con Caterina, passeggiando per questo bel podere molto grande, molto ricco di fertilità, molto lussureggiante. E, cara Caterina, la tua famiglia da decenni si è occupata di allevamento e agricoltura sostanzialmente, e qui siamo nella tenuta Valcasoni. Intanto ti chiedo, il nome Valcasoni da cosa deriva? Ciao Lele. Ciao. Allora, Valcasoni deriva da Palù de Sette Casoni. È una ricerca che hanno fatto, dovevano esserci questi 7 casoni dispersi nella palude di questa realtà, perché questa è terra di bonifica, terra che è stata bonificata perché appunto paludosa. Poi ce l'hanno fatta, perché il risultato, a partire dal 1923 sino poi una decina d'anni di lavori eccetera, si sono creati questi latifondi molto produttivi a ridosso del mare Adriatico, quindi in una zona molto particolare, e a un certo punto la tua famiglia, tuo nonno, decisero di investire in queste neonate aree sviluppate, fiorenti, che stavano crescendo, con l'attività di allevamento. Sì, mio nonno era allettato da quest'area perché dopo la bonifica ne sono emersi dei terreni molto ricchi, tanto è vero che gli anziani queste zone la chiamavano l'America. L'America? Sì, perché ne vedevano grandi prospettive, insomma, a livello agricolo, perché là si fermavano i sogni probabilmente all'epoca, per quanto riguarda le produzioni di Gran Turco e quant'altro. Infatti voi, questa è una particolarità importante, motivo per cui siete un'azienda agricola che fa parte di queste eccellenze del Veneto, voi producete, tra virgolette, passami il termine, il cibo per il bestiame, lo fate in casa, homemade. Quindi avete un tot ettari dedicati alla produzione di seminati, vero? Sì,
Allora, i nostri animali si cibano di prodotti che coltiviamo in azienda, quindi per la maggior parte Gran Turco. Il mais in diverse fasi, diciamo, lo utilizziamo proprio per gli animali, poi magari lo spiegheremo. E poi abbiamo altri tipi di foraggi che alterniamo a questo cereale. In più in tutto questo c'è anche la storica macelleria che tuo padre volle, che è stata rinnovata recentemente. Sì, la macelleria è nostra dal 1988. Negli ultimi anni io, assieme a mio marito Matteo, in quanto abbiamo preso in mano la conduzione dell'azienda, abbiamo deciso anche di rinnovare e di investire nella vecchia macelleria, ma è sempre la nostra gestione, siamo sempre noi. Adesso è più moderna e stiamo cercando di dare diversi spunti anche al consumatore. Grazie Caterina. Grazie a te. Grazie. Ammettere che mi fa un po' specie essere qui con Matteo, perché siamo qui alla tenuta Valcasoni, ma noi in realtà siamo amici d'infanzia, abbiamo fatto molte cose insieme. Poi lui si è laureato in veterinaria e è qui proprio come veterinario, ma anche come marito della Caterina. Una delle peculiarità, come diceva la Cate, amica, prima, è il fatto che voi autoproducete i mangimi per le vostre bestie, vero? Sì, allora non sono mangimi, scusa. ma sono degli alimenti che noi coltiviamo qui negli ettari che abbiamo a disposizione e li conserviamo in maniera diversa. Allora, per esempio, qui siamo all'interno di un silos e questo è l'insilato di mais. Sì, cos'è? L'insilato di mais è praticamente tutta la pianta del mais, quindi la pannocchia, le bratte, la pianta, che viene raccolta in una maturazione non troppo avanti, quindi ancora si dice maturazione lattea. Quando si prende il chicco, lo si schiaccia e si vede che fa un po' di bianchetto, quindi è una maturazione lattea, e viene pestato con dei trattori molto pesanti e conservato all'interno di questa trincea. Questo, diciamo, è l'alimento principale che noi diamo ai nostri animali. E il mais in generale ne fa da padrona nella razione dell'allevamento del bovino da carne, quindi gli diamo il mais anche sotto forma di pastone, che è la pannocchia quando ha raggiunto una maturazione maggiore, macinata, messa all'interno di alcuni dei sacchi che sono dei silo bag che dopo ti faccio vedere, e poi glielo diamo anche sotto forma di farina. Integrato a questo aggiungiamo della paglia, del fieno e una parte proteica che è data prevalentemente da farina di soia e farina di girasole. Mais dire mais. Mais dire mais. E com'è che si dà poi agli animali? Alla vecchia maniera? No, non glielo diamo alla vecchia maniera, però dopo a te lo faccio dare alla vecchia maniera, così ti ricordi i vecchi tempi dei nostri nonni. No, glielo diamo grazie a un carro miscelatore, quindi è un trattore con una coclea dietro che grazie a un computer, è tutto molto tecnologico in realtà l'allevamento ai giorni d'oggi, grazie a un computer viene calcolato esattamente quanto deve essere inserito all'interno della razione di ogni singolo alimento, viene miscelato in maniera accurata e distribuita nei vari box. Ordinano alla carte. Ordinano alla carta. Però adesso andiamo dentro che ti faccio vedere come facciamo. Non vedo l'ora, via! Allora Ivo, ti è piaciuto? Bellissimo, veramente un'emozione indescrivibile. Caro Matteo. Comunque sei stato bravo, se vuoi puoi venire a lavorare qua, se per caso ti va male, non so, sai che qua a posto c'è. Devo ammettere che i vostri animali si vede proprio che stanno bene.
Sì, allora noi andiamo molto orgogliosi di questa cosa. Abbiamo una classificazione in Italia sul benessere animale che ci dà uno dei punteggi più alti. Tutti gli allevamenti sono classificati per il benessere animale. Vengono delle figure terze, sono dei veterinari classificatori che tutti gli anni visitano l'azienda, calcolano alcune cose, la qualità del cibo, la qualità dell'aria, calcolano la razione com'è composta, il comportamento degli animali, il comportamento tra di loro, il comportamento rispetto alle persone che entrano all'interno della stalla, e viene messa una valutazione. E noi dire la stella Michelin. Esatto, la stella Michelin, e noi abbiamo un punteggio che è sempre superiore ai 90 su 100, che è il punteggio massimo. Quest'anno abbiamo preso 94.5, quindi è una cosa di cui ne andiamo veramente molto orgogliosi. Gli aspetti per stare attenti al benessere animale sono quotidiani. Un investimento tecnologico che abbiamo fatto, che ci ha portato ad aumentare tantissimo il livello del benessere animale, sono sicuramente questi destratificatori, queste eliche che sembrano delle eliche di elicotteri che girano, hanno una tecnologia particolare, nel senso prendono la tecnologia proprio dalle eliche degli elicotteri, muovono l'aria in maniera orizzontale, fanno diminuire tantissimo quella che è la temperatura e l'umidità percepita dagli animali. Ci sono delle sonde all'interno di tutte le stalle che misurano l'umidità e la temperatura, c'è una centralina che calcola questi due valori e in maniera automatica regola la velocità delle ventole. Io so che voi, oltre ad essere all'avanguardia, collaborate anche con università. Sì, per esempio adesso stiamo facendo una ricerca, uno studio, sempre sul benessere animale, con l'Università di Padova e l'Università di Torino. Okay. Si è appena conclusa la prima parte dello studio e a febbraio riprenderà l'altra parte. E poi vedremo quali saranno i risultati, li renderemo pubblici. Tenuta Valcasoni, realtà produttiva d'eccellenza, ma anche di studio per migliorare la qualità di vita degli animali, per poi migliorare la qualità delle carni. Carni che voi vendete. Ma possiamo anche assaggiare in un'altra dimensione questa carne. Mi dai una mano? Tu che sei dimestichezza, dai che andremo. Andiamo. Sofora del Giappone, detta anche acacia del Giappone, infatti assomiglia molto alla nostra robinia e quindi è una leguminosa come i fagioli, i piselli, le arachidi, i bagigi, la soia. È una pianta in realtà originaria dalla Cina, poi detta, quando fu importata in Europa, del Giappone, perché è molto in uso anche in Giappone. In particolare nel 1747 i semi scoperti da un gesuita furono spediti all'Orto Botanico di Parigi e da lì si cominciò ad usarla per abbellire palazzi, ma anche luoghi di culto e luoghi di meditazione. Da sempre
simbolo di saggezza, ma anche di pace e tranquillità. Incarna il wabi-sabi giapponese, cioè riflette semplicità e bellezza imperfetta. Infatti i suoi rami si intrecciano in maniera contorta, ma che insieme danno un senso di eleganza particolare. Questa sofora ha una storia tutta sua, perché infatti questa della tenuta Valcasoni in realtà non è nata qui. È nata a Meolo, a una ventina di chilometri di distanza, e nel luogo dove viveva dovevano edificare. I genitori di Caterina decisero di non abbatterla, ma una ventina d'anni fa di trasportarla qua. Ricordiamo che una pianta non è solo quello che vediamo all'esterno, la pianta è la pianta esterna ma anche la radice. Quindi immaginatevi questo alberone con altrettante radici trasportate qua. Il bello di questa nostra amica è che ha resistito, perché spostare un albero non è né così semplice, ma non è neanche così facile poi da mantenere. Invece, grazie a loro, ma anche grazie alla resistenza di quest'albero, ancora adesso è in vita. Quindi, simbolo di pace, di saggezza, di tranquillità, di bellezza imperfetta, di semplicità, ma anche di resistenza, di tenacia. E proprio per questo ora la abbraccerò. Perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. finiamo questa avventura ad Eraclea. Esatto. Ti ricordi quando si andava con la proposta estate in pineta con Don Pier Giorgio? Sì, Quando grande, era il grande nonno momento Piero. di fare il bagno, ci radunava davanti alla spiaggia e diceva: branca, 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 leon, 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 boom! e si entrava in acqua. Ecco. Ricordi molto antichi, Infanzia. perché abbiamo superato i 50, quindi sono cose molto antiche. Devo dire che questo viaggio ci ha permesso di indagare una zona del Veneto forse un po' meno conosciuta dal punto di vista anche naturalistico. Guarda dove siamo, questa pineta lussureggiante che pasti volle, ti ricordi? Sì. E mi capita di pensare alle parole di Natale Ostan, che abbiamo incontrato all'inizio di questo viaggio, che ci raccontava di come nel primo campeggio che fu costruito in questa località, che ancora non si chiamava Eraclea Mare, era frequentato da alcuni personaggi importanti per la cultura del nostro paese italico, non veneto in generale. E quindi qui c'erano, sai le tende del campeggio, sì, con il fuocherello, la bomboletta con il gas, i tramezzini, ok? Il contenitore con l'insalata di riso, consumata da Giovanni Comisso, che è stato un eroe della nostra letteratura, non solo veneta, e soprattutto un grande narratore del paesaggio. E quindi, pensando a Giovanni Comisso, a Vedova, pittore importantissimo, che si trovavano qua, guardando questa laguna, sotto i pini piantati da Marco Aurelio Pasti, c'è un brano del Gazzettino del 67, se mi concedi. Ti concedo. Che riassume le emozioni che queste persone provavano stando qua. Quindi io ti chiedo, ti è piaciuto questo viaggio? Tantissimo. Ci ha riportato un po' alle nostre origini, non solo come persone, cioè Ivo Gallo e Lele Marcassa, ma le origini forse di quella che è stata la grande svolta italiana della nostra regione 1000 anni fa, la nascita forse della città più bella del mondo, che è Venezia, che partiva a pochi passi da qua. E Commisso diceva:
Il mare è in una direzione segnata da un pino e il pino è in una direzione segnata dalle case basse. Null'altro che un gran verde attorno alla terra e alberi che segnano le loro ombre. Gli abitanti ci sono, come ci siamo noi, ma non fanno rumore ed è più sensibile il rumore di un volo che si chiude che il suono delle loro parole. Da Ivo Gallo, Ma soprattutto da Lele Marcassa. finisce questa avventura. Se vorrete, ci vediamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Tutti Eraclea a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guidi sopra il carrozzone. Venite tutti, spiaggia fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capriole.